Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Genova, Sampdoria Palermo, la Sampdoria è 16esima, il Palermo nono posto, siamo a 4 punti dall'Europa League che non riusciamo proprio ad agganciare. Ci eravamo vicini a un punto, ma purtroppo abbiamo perso in maniera ignobile l'ultima partita. E Sofio è sveglia e andiamo subito a vincere a Genova da Ferrero, Bellotti. Vai bello. Fermato bene Bellotti, Soriano. Peretò. Recupera bene il Palermo la Mela. La Mela che fa una cosa inguardable. Vai Dybala. Bravo Eric. Dybala. Vai Diba. Il Diba ancora. Il Diba ancora. Mamma mia Dybala. Super Dybala. 1-0 Palermo. Mamma mia che gol del Diba. Gol geniale del Diba ragazzi. Ormai il Diba segna con regolarità. A fine della seconda partita vediamo anche la classifica. Buttala via. Mamma mia che palo della Samp. Mamma mia che palo della Samp ragazzi, che cool. Very cool, very cool. Buttiamola via. Belotti. Dobbiamo fare un invio un attimino più decente. Attenzione Eto'o. Mamma mia per poco Eto'o. Puniva tutto Eto'o. Dai, un invio bello lungo. È che può essere un 1-0 veramente pesante. Dybala sta decidendo tutte le vittorie finora, eh. Segna solo il Diba, Vasquez. Attenzione Belotti. Vediamo se in panchina Kane si sveglia e capisce che deve fare di più. Siamo nel recupero. Barreto ti prego, sei bello fresco. Bravissimo, non so chi ma bravissimo. E si va a vincere. Dai ragazzi, voglio 2 vittorie consecutive, non le ho mai fatte, soprattutto voglio vincere al Barbera perché o pareggio o perdo. La maledizione del Barbera. Ho fatto qualche cambio, ho messo Kane che ha promesso di far bene. Ho fatto un'intervista, ha parlato del suo brutto momento. Vai Harry. Dybala. Dybala bravissimo, dai Kane, dai sveglia Kane. Joaquin. Joaquin! E colpisce subito Joaquin! Su assist un po' così di Kane. Oh, dai che le cose girano, forse. Per favore ragazzi, stiamo attenti, per favore. No, subito. Belfodil. Incredibile, dopo un minuto. È tornata la maledizione del Barbera, non fino a parole. Non ho parole. Dybala. Dybala incazzazzone. Occhio. Gol del Parma, incredibile. Incredibile, non ho parole. Niente. Al Barbera si perde e basta ormai. Dybala. Cagare. Dai, beh, Kane qualcosa di invergognoso. Dai. Stiamo insieme in questo secondo tempo e vaffanculo. Offensivi, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e non lo so. Non so più cosa dire a questo Palermo. Bravissimo Dybala, cazzo. Vai Diba. Vai Diba. No. Diba. Non ci credo, volevo darla a Kane per sbloccarlo. Invece fa un passaggio così e poi nella ribattuta. No, non ci credo. No, questa è dura da digerire. Attenzione, Belfodil. 3-1. Non ho parole. Dybala. Dybala ha fatto un errore. L'ho fatto io, ma l'ha fatto Dybala, vaffanculo. Il Cubo non si prende più responsabilità. Non ho parole. E la vincevo anche. Dai, sveglia. La Mela che non si è mai visto finora, la Mela. No, ok, no.
Male, male, male ragazzi, un 3-1 pesante, facciamo una vittoria e una sconfitta, una sconfitta in Europa League, così non ci andremo mai, e soprattutto perdere sempre in casa. Ma speriamo che Zampa non ci dà l'esonero, eh. Non capisco perché giochiamo così male in casa. Mamma mia, guarda come gioca il Parma adesso. Vai Andreoli, dai. Possiamo rifare il 3-2, almeno un pareggio, Cristo. La mela. Perotti. Ancora Eric. Ancora Eric. Eric. Eric! La mela! 3-2. Siamo ancora vivi, cazzo. Non se riusciamo a fare il terzo 3-3 della stagione, sarebbe incredibile. E il Biabia. Ci prende anche in giro il Biabia. Kane. Kane, mamma mia. L'inguardabile Kane, fioi. Kane. Belotti. Perotti. Abbiamo Vasquez. E il Kai per Joachim. Dai. Licenze poetiche comendiane. Proviamoci almeno a pareggiare. Voglio il terzo 3-3 della stagione. Attenzione, però il Parma sta giocando un bellissimo calcio purtroppo. Occhio, Belfo lì scatenato. Mamma, guarda le deficienze. Ah. Belfo lì cosa ha fatto? 4 gol, 3, non so. Ci ha preso 4 gol in casa dal Parma. Va bene. Dybala. 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 Palo di Dybala. Incredibile, però anche il palo. Vabbè. La mela. La mela. Era anche il rigore fu. Vabbè. Lasciamo perdere questa partita che mi porta però nel baratro più totale. Dybala. Brutto fallo. 4-2 di una schifezza inaudita, eh. Guarda, tutti i passaggi sbagliati adesso. Fallo di Rugani. Finisce qua la partita, con questa sconfitta qua mi allontano pesantemente dall'Europa League. A sperare nella sconfitta della Lazio e di tutte quelle davanti, ma mi sembra un po' improbabile. Bruttissima sta partita, veramente. Andiamo alla classifica. Sprofondiamo al 10° posto. Siamo a meno 4 dalla Lazio. Dai, siamo sempre là, però insomma, il Verona e il Torino davanti anche. 9 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte, 31 gol fatti, 26 subiti. Non ci siamo. La prossima, speriamo sia contro la Lazio. No, Napoli, sì, ciao. Col Napoli sarà un'impresa veramente disperadas. Ancora in casa, oltretutto. Vediamo un po' la classifica. La classifica capocannonieri. Dybala è primo con 12 gol, ragazzi. Questa è una bella notizia. Belotti 6. Bene. Kane 4. Assist man. Dybala 4. Con Dybala si può candidare al miglior giocatore della Serie A. Questo è già positivo, dai. Vabbè, raga, saluto dal comandante veneziano. Ciao!